ci cullano e la navigazione prosegue. Una giornata della crociera della musica, arte e cultura napoletana si potrebbe dire che sembra non finire mai, ma per certi versi non è solo un'impressione, è proprio così. Il divertimento è costante, le attività non mancano mai ed anche quando pare che non si stia facendo nulla, in realtà o ci si sta preparando per il prossimo appuntamento o si sta pensando a cosa fare. Puntiamo dritto in direzione Ibiza, ma avete notato da quanto ve lo stiamo ricordando? Magari vi starete chiedendo, ma davvero ci vuole tutto questo tempo per raggiungere Ibiza partendo da Palermo? Ebbene no, certo si deve attraversare parte del Mediterraneo, ma in queste ore abbiamo talmente tanto da fare che, anzi, il nostro racconto è solo una sintesi di quello che stiamo vivendo e stanno vivendo i nostri crocieristi. Scoop Travel ci ha coinvolto in questo programma appunto di incontri con i diversi artisti che appunto diffondono la cultura napoletana in senza show e lo portano diciamo avanti con grande motivazione. Per pensare alla crociera del prossimo anno è ancora presto, prestissimo ci verrebbe da dire, ma dopo appena pochi giorni c'è già chi ne è innamorato ed anzi guarda il futuro. Io la consiglio, ovviamente la consiglio tantissimo perché io mi sto divertendo tantissimo, ti sto benissimo, ho conosciuto tanta gente che insomma condivide con me gli stessi sentimenti perché essere napoletana insomma è proprio è un valore aggiunto. 331 metri di lunghezza, 67 di altezza, 19 punti. Sapete cosa sono questi numeri? Sono quelli della nave sulla quale stiamo viaggiando, un gigante del mare che con la crociera della musica, arte e cultura napoletana sa come coccolare viaggiatori. Insomma, piscina, escursioni, Ibiza. Che vogliamo più dalla vita? Sempre l'anno prossimo crociera napoletana. Ma ora sicuramente starete pensando, vabbè, ma ormai tra poco attraccate ad Ibiza. Sbagliato, ora prima di tutto ci divertiamo e poi tra poco vi diamo una piccola anticipazione. Ci sono tantissime attività a bordo, la Formula 1, la sala giochi, perché ricordiamoci che anche gli ospiti più piccolini sono i benvenuti a bordo. Infatti dai 0 ai 17 anni gli ospiti più piccoli troveranno di tutto, c'è Legoland, il mini club, baby care, di tutto e di più, insomma un vero e proprio parco giochi sul mare. Vi avevamo detto che vi avremmo regalato una piccola anticipazione di cosa ci attende e noi siamo di parola. Ci stiamo preparando a raggiungere Amedeo Colella, anche se qualcuno ha deciso di fare una piccola tappa intermedia. Ciao Amedeo, guarda, sono uscito dalla spa. Cioè scusa, stava chiusa praticamente sta spa. Sentami, vieni a fare azione napoletanità. Andiamo.